A conclusione della settimana laica di Agrigento, oggi una fiaccolata per la pace. Sì, un'intensissima settimana vissuta nel nome del Mediterraneo che con i partecipanti alla We Calm abbiamo fatto inaugurando la settimana martedì scorso. Abbiamo vissuto dei momenti molto forti con i migranti, abbiamo assistito e conosciuto durante delle celebrazioni e dei convegni anche la figura del Beato Livatino. Stasera siamo qui riuniti in preghiera silenziosa con dei momenti anche di rappresentazioni sceniche dedicati ai nostri fratelli migranti, che culminerà a Piazza Leggija con l'omaggio ai migranti dei fiori, ricordando quanti hanno perso la vita e non sono riusciti ad arrivare, pur partendo pieni di speranza. Noi speriamo che Dio li abbia accolti nella sua gloria. È stata una settimana intensa e con un bilancio positivo, tutto sommato? Un bilancio positivissimo, 8 diocesi partecipanti, delle bellissime risonanze da parte dei partecipanti. Questo campo, come vi avevo detto all'inizio, era basato sullo scambio di testimoni reali, non su relatori che vengono a parlare di teoria, ma abbiamo toccato con mano gli argomenti trattati durante questo campo. Giovanni Volpe, parliamo di questo spettacolo a conclusione della settimana laica missionaria. Sì, noi stasera siamo qui con alcuni spezzoni tratti da uno spettacolo che si chiama Naufraghi, Eli lema sabachthani. È uno spettacolo teatrale a tutti gli effetti con pezzi di teatro danza che racconta una storia molto contemporanea. È sostanzialmente dedicato alla tragedia che il nostro mare sta vivendo ormai da anni. E siamo qui anche perché lo spettacolo è patrocinato dall'Arcidiocesi di Agrigento e debutterà il 30 di luglio nella Valle dei Templi, ma di questo parleremo in un'altra occasione. La cosa più importante è che stasera ci sia questa fiaccolata che unisce teatranti, laici, religiosi, con un unico solo intento: fermare questo sterminio.